Buonasera a tutti e bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con AIEM. Ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e tutti i numerosi partner che sostengono il festival. Il titolo di questa quarta edizione è Il cambiamento sei tu e continueremo quindi ad affrontare il tema del cambiamento con i vari interventi che si stanno susseguendo nel corso di queste giornate. Siamo sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo dalla pagina Facebook di Educhiamoci e dal canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico qui in sala, molto numeroso questa sera. E stiamo naturalmente salutiamo anche tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, vi invitiamo come sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per il contributo che ci state dando in queste giornate. Prima di presentarvi l'incontro di questa sera lascio la parola a Enrico Padoan, assessore alla cultura e alla scuola del Comune di Vittorio Veneto, per un saluto istituzionale. Grazie mille, buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie alla dottoressa Martina Agnoli e grazie al professor Alberto Pellai, ospite della serata. Sala piena e evidentemente la serata era molto attesa, sono sicuro che ci saranno anche molte persone che ci stanno seguendo da casa o sui vari device. Comunque è evidentemente un onore per noi avere qui il professor Pellai, di cui probabilmente non basterebbe una buona metà della serata per elencare insomma il curriculum, e crediamo che questa edizione, ormai giunta la quarta edizione, che peraltro vede il professor Pellai, se non sbaglio, per la terza volta qui con noi, concentrandosi sul tema del cambiamento, si concentra su un tema evidentemente attuale, e visto che il tema della serata è in particolare il ruolo del padre, quindi un ruolo che tra le altre cose rivesto con molto piacere, e si tratta di un tema che, soprattutto associato al tema del cambiamento, al cambiamento del ruolo, adesso poi ci parlerà il professor Pellai, però evidentemente la figura paterna, anche per come è percepita socialmente e culturalmente, ha visto delle evoluzioni molto, molto importanti, probabilmente anche dei passi in avanti, ma questo ce lo dirà il professore. Pertanto si tratta di una tematica che non può non appassionare, per cui porto ovviamente i saluti
tutti dell'intera amministrazione comunale, ringrazio i nostri uffici che ci hanno permesso di portare avanti questa edizione. Il loro lavoro è fondamentale. Ringraziamo IEM per ideazione e organizzazione dell'evento, per la cura che mettono in questo evento. Ringraziamo i main sponsor, Banca Prelbi San Biagio, che peraltro di cui sarebbe dovuto essere qui presente il vicepresidente, però è malato. Approfittiamo per salutarlo e augurargli pronta guarigione. Lascio la parola ai protagonisti, al professor Pellai in particolare, e grazie ancora per essere tanto numerosi qui. Buona serata. Allora veniamo all'incontro di questa sera, che si intitola Da uomo a padre, chi sono i padri del terzo millennio? E abbiamo con noi appunto il dottor Alberto Pellai, che ringraziamo per essere ritornato questa volta in presenza a Educhiamoci. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta, specialista in medicina preventiva, lavora come ricercatore all'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in sanità pubblica. Ha pubblicato diversi libri per docenti e genitori, molti dei quali diventati bestseller e tradotti in più di 15 nazioni. Collabora stabilmente come divulgatore scientifico con molte testate nazionali. Dal 2010 è responsabile della rubrica Essere genitori, che tutte le settimane lo vede dialogare con i lettori di Famiglia Cristiana. È uno dei consulenti fissi della trasmissione Geo di Rai 3 e sui social ogni giorno viene letto da più di 200.000 persone. Ricordiamo che dopo l'intervento del dottor Pellai sarà possibile fare delle domande per voi che siete qui in sala e anche per tutte le persone che ci stanno seguendo da casa o attraverso un messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione oppure commentando la diretta sui profili social. Lascio la parola a lei, dottor Pellai, e ci mettiamo in ascolto. Grazie. D'accordo. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Devo dirvi che sono sempre un po' agitato quando devo parlare del tema della paternità, che tra l'altro è il mio preferito in assoluto. Io sono uno che parla tanto di digitale, ma per me anche la motivazione per cui ho scelto di diventare psicoterapeuta non è stata la prima scelta nella mia vita, ma è stata una cosa che è accaduta quando è nato mio figlio Jacopo, il mio primo figlio, e ho proprio avvertito che c'era lavoro da fare intorno al tema della paternità, intanto per quello che mi era capitato nel mondo fuori, cioè non volevo perdermi l'occasione della mia paternità e quindi ho provato ad andare a tutte le cose che venivano proposte ai padri, ma ero un ciondolo appeso alla borsa di mia moglie, cioè andavo ai corsi di preparazione al parto e c'era un'ora in cui i papà ricevevano le indicazioni su come fare il massaggio antalgico durante il travaglio, e mia moglie tra l'altro quando glielo facevo così diceva che non le piaceva per niente, quindi sono pure andato a imparare una roba che non mi è servita. Ma la seconda cosa che mi ha colpito tanto diventando papà è che io ho trovato una fatica enorme a parlare di paternità nel mondo degli uomini. Nel mio luogo di lavoro, all'interno delle relazioni anche amicali, ho visto che c'era una differenza abissale tra quello che accadeva a mia moglie Barbara, che nel momento in cui è rimasta incinta ha avuto subito il cerchio delle mamme intorno a lei o il cerchio delle donne intorno a lei. È proprio una cosa su cui le donne sapevano stare in relazione, mentre a me fondamentalmente è capitata questa cosa che spero adesso non capiti più, ma praticamente mi è quasi capitata per tutti e quattro i miei figli, che il messaggio più forte che ricevevo era in qualche modo vivi adesso, perché poi povero te non dormi, non viaggi, questa cosa di raccontarci più la parte faticosa che la parte bella. Tra l'altro, se avete visto Shrek III, che è un cartone meraviglioso ed è quello in cui Shrek diventa papà,
tutti un po' queste modalità frequenti dentro alla transizione da uomo a padre legato a quello che accade a noi uomini sono raccontate in modo magistrale, perché Fiona cerca di comunicare a Shrek che diventerà padre proprio nel momento in cui Shrek sta allontanandosi insieme ai suoi amici. Lei glielo urla, quando finalmente capiscono, lei dice diventerai papà, la sua prima risposta è in che senso, quello cosa vuol dire? E la cosa che gli dicono invece Ciuchino e Gatto che è intorno a lui è proprio povero te, tu non sai che cosa ti sta aspettando. Il cartone è meraviglioso perché poi Shrek entra in un sonno profondo e quello che gli accade è che sogna questa casa in cui entra un passeggino con dentro il suo bambino, ma questo bambino comincia a perseguitarlo e si moltiplica in 1 milione di bambini, dove lui cerca di fare tutto il possibile per salvarli, per proteggerli, perché volano coltelli da tutte le parti, li deve afferrare mentre cadono, e alla fine c'è questa scena in cui lui è completamente nudo davanti a questa platea di centinaia di piccoli shrekini, di ipotetici bambini, e si sente fortemente disarmato. Ecco, sono proprio partito da qui anche nel mio lavoro sulla paternità, ho proprio detto questo è un tema su cui è bello lavorare, e quindi ho scelto una scuola di psicoterapia dell'età evolutiva, tutta basata sull'attaccamento, in cui non ho avuto neanche un'ora di lezione sulla paternità. Credo di aver visto centinaia di ore di videoregistrazioni di interazioni mamma-bambino, e sono un attaccamentologo, quindi ho lavorato tanto sulla teoria dell'attaccamento, ma era incredibile vedere come questa cosa, no, per cui Bowlby parla di un caregiver, cioè di un fornitore di cure che si occupa di nutrire fisicamente ed emotivamente il proprio bambino, di avere cura e di amarlo. Viene sempre poi, anche le strange situation sono tutte tra mamma e bambino. In realtà il bambino non ha una sola figura di attaccamento, sviluppa tanti attaccamenti diversi in funzione di come gli adulti intorno a lui decidono di essere per lui una delle basi sicure che lui ha a disposizione per crescere. E lì improvvisamente ho proprio sentito che il vuoto grande era un vuoto che un po' ci tramandiamo, no? Di generazione in generazione, che piano piano invece stiamo modificando in modo profondo, che è un po' il vuoto delle generazioni che ci hanno preceduto, in cui il tema di offrire una base sicura dal punto di vista emotivo al proprio bambino non è mai stata una preoccupazione per i papà delle generazioni passate. Erano papà molto responsabili, molto attenti ai bisogni della propria famiglia, ma erano anche papà che spesso venivano protetti dall'invasione che la relazione col bambino metteva dentro la loro vita, no? Il papà torna a casa dal lavoro e dovete lasciarlo tranquillo perché è molto stanco. Il papà si siede sulla poltrona, legge il giornale e il giornale diventa proprio uno schermo, no? Tra dov'è il suo bambino e dov'è lui. E trovo che questa cosa non è che i nostri nonni o bisnonni l'abbiano voluta, cioè se la sono trovata. Ho riflettuto anche su cosa è accaduto nella mia famiglia, nel momento in cui i miei nonni sono diventati papà, il mio papà è diventato papà e io sono diventato papà, e dentro a questi cambiamenti che adesso provo a raccontarvi c'è davvero l'occasione grandissima che la paternità mette dentro alla vita di noi uomini che diventiamo padri, per acquisire anche un nuovo modo di abitare la nostra mascolinità e un nuovo modo di, credo, interpretare il nostro ruolo di genere. Se stasera vi aspettate che io vi dica cosa devono fare i papà con i loro figli, non è questo il mio obiettivo, ma il mio obiettivo vorrebbe essere che cosa i figli fanno a noi uomini quando ci rendono padri. Siamo soliti dire che i genitori fanno nascere il proprio figlio, ma se io devo guardare
che cosa è accaduto a me nella mia vita, i miei figli mi hanno fatto nascere papà e mi hanno molto anche disorientato, ecco perché ho provato poi a lavorarci su e a studiarci su, perché mi rendevo conto che avevo dentro di me l'immagine, la relazione, l'esperienza di me, bambino, con il mio papà, mio padre, di cui volevo conservare tutto ciò che era andato bene, ma ero anche fortemente bisognoso di cambiare tutto quello che avrei immaginato essere la mia occasione, di rimettere in gioco cose che mi erano mancate e che non avevo sperimentato nella relazione col mio papà. Ma ecco, io sono diventato papà per la prima volta nel 2000, c'era davvero secondo me ancora poco approfondimento rispetto a questo tema. Il mio nonno, i miei nonni sono diventati padri il giorno in cui sono diventati padri. Un nonno era contadino e quindi era a lavorare nei campi e un nonno era ambulante e quindi era a fare il mercato. Quindi loro hanno scoperto di essere diventati genitori, papà di un bambino, il mio nonno paterno, e di una bambina, il mio nonno materno, tornando a casa del lavoro, e fondamentalmente la mattina dopo dovevano ritornare a lavorare. Il mio papà, quando è diventato papà di noi figli, in realtà è entrato in ospedale, ma l'abitudine negli anni 60-70 era che rimanesse fuori dalla sala parto e attendesse la notizia. Quindi quello era un passo in avanti, no? Quel giorno non vai a lavorare perché nasce il tuo bambino, ma allo stesso tempo non puoi essere lì mentre la cosa accade. Quello che è accaduto a me, e invece che ho avuto questa opportunità davvero tanto bella, che è di vedere i miei 4 figli venire al mondo, e credo che non mi sarei perso questo momento per nessuna ragione. Però per esempio, no, la prima volta che sono entrato in sala parto perché doveva nascere Jacopo, la prima domanda che mi è stata fatta è stata: lei è uno di quei papà che sviene quando nasce il suo bambino? Devo dire che non avevo mai avuto un figlio, quindi non potevo dare risposta, ma da quel momento ho sentito una certa ansietta e ho detto: sta a vedere che magari mi metto a svenire pure. E la seconda cosa era davvero capire dove dovevo essere posizionato, no? Le cose in 8 anni, quando è nata Caterina, la quarta figlia, probabilmente io ero già un po' più brillante, meno ciondolo, ma le cose erano decisamente tanto cambiate, cioè ero davvero molto più coinvolto e non avevo quest'ansia di dover fare il massaggio con le modalità che mi avevano insegnato. Sto dentro a questa cosa, veder nascere il proprio bambino, perché trovo che sia un'esperienza bellissima, straordinaria, e quello che è accaduto poi è che io per circa 10 anni ho potuto fare un'attività, ho messo in piedi un'attività che si chiama il Cerchio dei Papà all'interno del consultorio familiare della mia città, e l'obiettivo era mettere insieme un gruppo di padri così costituito: papà in attesa del loro primo bambino nell'ultimo trimestre, papà che erano diventati papà negli ultimi 6 mesi, quindi avevano un neonato in casa di età variabile fra gli 0 e 6 mesi, e all'interno del gruppo c'era sempre almeno anche un papà che era in attesa del suo secondo o del suo terzo figlio. Quindi tutta l'esperienza della paternità era in qualche modo rappresentata, cioè dal papà che stava per diventarlo al papà consolidato che ripeteva l'esperienza. E nel cerchio dei papà, molto interessante, gli uomini venivano invitati, era un percorso di 4 serate in cui in cerchio fondamentalmente bisognava parlare, ma che cosa accadeva? Il primo incontro era molto interessante perché noi accoglievamo gli uomini che venivano al cerchio di papà, li accompagnavamo nella stanza sopra quella dove avremmo poi svolto l'attività e li lasciavamo soli. E la cosa che succedeva era che erano tutti seduti in cerchio, se non si conoscevano, e tutti che guardavano dentro al loro, sapevano di essere lì,
per parlare della loro paternità e non riuscivano ancora a generare questa connessione. Era interessante vedere la videoregistrazione, perché provate a immaginare 10 donne col pancione che si ritrovano in una stanza in attesa che inizi il corso di preparazione al parto, no? E quindi la domanda è stata proprio perché? Che cosa ci rende così difficile condividere questa parte profonda di noi? E un po' la risposta me l'hanno data i papà che erano seduti sulla sedia, perché poi quando il primo giro era come mai siete qui e che cosa vorreste che succedesse dentro all'esperienza del cerchio dei papà, loro erano quasi tutti col quaderno e la penna in mano, erano lì, dicevano, perché mi ha mandato mia moglie e perché voglio fare bene le cose, no? Fare bene le cose, e quindi non voglio fare errori nel momento in cui nascerà il mio bambino, io me ne dovrò occupare. Quindi la mossa diventava davvero tanto spiazzante, perché quello che dicevamo a loro, ma purtroppo qua non c'è da prendere appunti, quindi mettete via il quaderno e noi parleremo invece di che cosa ci accade dentro nel passaggio da uomo a padre. A quel punto c'era proprio il gelo, cioè se uno avesse potuto si alzava e se ne andava, no? Però guardate poi la potenza, era veramente congegnato bene, perché la cosa che facevamo fare, la prima cosa che facevamo fare ai papà in cerchio era chiudere gli occhi e ripensare al momento in cui avevano scoperto che sarebbe nato il loro bambino, come lo avevano saputo, dove si trovavano, che cosa avevano provato. Era proprio un po' un esercizio di visualizzazione guidata e stavano lì 1 minuto e mezzo, io dicevo rimettetevi dentro a quel momento, guardate in che ambiente siete, guardate il volto della vostra compagna, quindi poi si riaprivano gli occhi e si diceva ok, raccontate, se chi vuole racconta, chi non vuole racconta, e quello è stato proprio, era proprio come aprire una porta. Improvvisamente quello che veniva condiviso era una narrazione molto intensa e molto profonda di quel momento, in cui molti papà raccontavano che la cosa che avevano cercato di fare è di essere nella reazione esattamente come la loro compagna avrebbe voluto che loro reagissero, quando invece la cosa che poi emergeva dentro alla loro narrazione era che era stato un momento bellissimo, ma anche molto faticoso, cioè avevano immediatamente sentito l'ansia, ce la farò, sarò un bravo papà, tutte queste cose mescolate insieme. Allora si parte un po' da qui, cioè l'esperienza dell'ingresso nella paternità è davvero un'esperienza trasformativa per noi uomini nel momento in cui decidiamo che il nostro bambino ci fa nascere papà e quindi ci porta a un altro livello del videogioco, cioè ci permette di entrare in contatto con tutto il nostro mondo profondo, che è un mondo che in realtà teniamo abbastanza riparato, abbastanza congelato, no? Ci piace di più prendere appunti, dati informativi, avere le procedure, che stare dentro, profondamente dentro alla connessione emotiva col proprio bambino. La prima cosa che voglio dirvi è che essere lì, presenti al parto, genera in realtà una trasformazione profonda nella nostra mente. È come se il nostro cervello avesse dentro all'esperienza dello stare con il proprio bambino che nasce, quindi guardarlo nascere e poi stare nei primi giorni di vita accanto a lui, quello che accade al cervello è che cambia il suo equilibrio neuroormonale, cioè quello che accade è che in noi uomini diminuisce il livello di testosterone e aumenta il livello di ossitocina e prolattina. Pensate che roba incredibile che ha fatto l'evoluzione, cioè cosa sta dicendo al maschio uomo papà, diventato papà, il tuo bambino, il tuo cucciolo che è nato, se tu gli stai in presenza, ti sta dicendo guarda che io ti chiederò di trasformarti,
dovrai rinunciare, no, alla tua potenza, testosterone si occupa della forza muscolare, dovrai rinunciare in parte al tuo desiderio sessuale, questo è molto protettivo anche per la compagna. Dopo il parto c'è un periodo in cui non è possibile avere rapporti sessuali e questo è ciò che viene prodotto dalla diminuzione del testosterone. E l'altra cosa che accade invece aumenta ossitocina e prolattina, che sono gli ormoni dell'attaccamento, dell'intimità e della tenerezza. Quindi improvvisamente il tuo cervello è come se ti desse il comando. Guarda che relazionarti con il tuo bambino, che sia maschio o che sia femmina, ti obbliga a tenere proprio attiva, ti fa nascere, ti genera un altro modo di guardare il mondo che non corrisponde un po' direi alla mascolinità classica. Devi diventare tenero, devi diventare intimo, devi diventare connesso. La cosa molto bella che ci dicono le ricerche dei neuroscienziati è che più stai in contatto con il tuo bambino, più questa trasformazione del funzionamento della tua mente si stabilizza e quindi ti predispone ad essere molto caregiver, fornitore di cura, no? E quindi qua dentro noi avremmo, direi, la base neurobiologica del modello di attaccamento del papà con il proprio bambino, cioè il papà è in realtà anche lui il destinatario di un'esperienza di attaccamento intima e profonda con il proprio bambino, però perché questa cosa accada devono rimanere connessi e devono guardarsi negli occhi. Questa è una evidenza scientifica che cambia, per esempio, in toto l'approccio ai congedi parentali dopo la nascita, cioè il mondo in questo momento, anche oggi era una delle notizie che veniva fuori da tutti i media, il mondo si sta domandando: ma noi quando nasce un bambino dobbiamo tenere solo la mamma accanto al suo bambino oppure anche per il papà c'è uno spazio? Se voi osservate che cosa succede nei paesi nord europei e in molte aziende nord europee questa cosa è stata addirittura estesa o amplificata, scoprite che molte nazioni del nord Europa hanno congedi parentali per i papà obbligatori, quindi il papà deve rimanere a casa con il proprio bambino, che durano 3 mesi, 6 mesi, alcune aziende permettono anche i 9 mesi, e se voi osservate durante le vacanze, non so se vi è capitato, una famiglia nord europea che si muove in vacanza con i propri bambini, di solito ne hanno tra l'altro sempre più di 1, 2 o 3, quello che scoprirete è che c'è un modello di cogenitorialità, cioè di genitorialità condivisa, che non è il risultato di un facciamo il patto, cosa fai tu e cosa faccio io, ma è il risultato in realtà del fatto che si è generata una relazione tra il bambino e le sue due figure di attaccamento e che dentro a quella relazione c'è proprio un modello di costruzione dei ruoli genitoriali, quindi c'è davvero una dimensione di genitorialità condivisa. Allora torniamo indietro, cos'è successo alla paternità negli ultimi 60 anni? Se partiamo dagli anni 60, quelli sono gli anni in cui ancora dominava la figura del padre normativo, quindi di un pater familias molto rigoroso, dava le regole, era il papà che se ne combini qualcosa quando torna il papà glielo diciamo a lui, no? E quindi sistemava tutte le questioni legate alla trasgressione della norma. Era un papà che andava però in ritiro dalla relazione con il proprio bambino. Era un papà interessante vedere le fotografie dei primi 50 anni del secolo scorso, perché a 18 anni veniva scattata la fotografia padre e figlio col figlio 18enne e sono proprio lì in piedi impalati come 2 soldati. È rarissimo trovare una fotografia in cui il papà mette la mano sulla spalla del proprio figlio. Negli anni 70 arriva il femminismo e quindi le cose devono cambiare, non perché l'abbiamo voluto noi, ma perché l'hanno voluto le nostre compagne. Quindi improvvisamente nel mondo degli uomini si vede questa cosa che l'uomo ha il marsupio, l'uomo spinge il passeggino,
l'uomo cambia il pannolino, ma è una modalità che avviene soprattutto su richiesta della compagna, cioè un dispositivo che serve a tenere la parità di coppia e che ancora non è interiorizzato nel mondo interno del papà come un passaggio che consente al papà di sentirsi trasformato dalla relazione con il proprio figlio. Negli anni 80 e 90 cambia in modo significativo questo passaggio, cioè gli uomini cominciano a farlo non perché gli viene detto, ma perché nella loro comunità al maschile sentono che questo è un passaggio necessario alla loro vita, e negli anni 2000 nasce la narrazione, la descrizione del cosiddetto nuovo papà, il nuovo padre. E se noi teniamo la definizione di nuovo padre, teniamo una definizione alta, bella, competente, ma a volte la vediamo anche descritta come il mammo oppure come il papà peluche. E è chiaro che quando noi parliamo di un nuovo papà, parliamo di un papà che è riuscito a integrare dentro ai suoi funzionamenti la dimensione degli affetti e la dimensione del sostegno alla crescita, e quindi è un papà che sa essere affettivo e normativo, non è solo il papà del no, è un papà che sa dire no senza dover usare la potenza della punizione corporale. Per esempio, lavorando con i padri a volte mi capita ancora, no, quando usano le punizioni corporali, di chiedere un po' perché lo fanno, e la risposta più frequente è: sapesse quante ne ho prese io e quanto mi hanno fatto bene. Quindi è proprio un metodo che funziona, ed è chiaro, quando noi usiamo la forza fisica, provate anche a pensare quanto il lavoro sulla costruire una relazione di attaccamento precoce papà-bambino è profondamente è una chiave di svolta anche per la prevenzione della violenza di genere. Se noi manteniamo un contatto profondo, una connessione profonda tra il bambino e il suo papà, vuol dire che le mani del papà sono mani tenere e responsabili, che si occupano di proteggere il proprio bambino. Vuol dire gestirlo, no? Tenerlo, pulirlo, lavarlo, manipolarlo. Un aspetto interessantissimo nel lavorare nel cerchio dei papà era che facevamo raccontare agli uomini che cosa avevano provato la prima volta che avevano il loro bambino nelle loro mani, quindi non vederlo nascere ma tenerlo in mano, e l'emozione più citata era l'emozione della paura di fargli male. Quindi provate un po', no, a immaginare che cosa c'è dentro a quelle mani, che in realtà sono mani che proteggono, mani che sostengono, e invece diventano dentro al tuo vissuto mani che potrebbero far male. Cioè, di generazione in generazione cosa è accaduto alle mani del papà. E quello che succede nel momento in cui il nuovo papà si occupa della dimensione normativa e della dimensione affettiva è che dovrebbe verificarsi, ecco, direi, questa esperienza per cui tra papà e bambino si genera una connessione profonda e un modello di genitorialità che ha dentro 3 caratteristiche. Andando a cercare nei libri quali sono le caratteristiche, le dimensioni, le competenze che rendono un uomo un buon padre per il proprio bambino, diciamo che il modello che forse mi ha soddisfatto di più è quello che teneva insieme 3 dimensioni, tutte e 3 presenti nell'esperienza del padre. Una è la responsabilità, una è la disponibilità e una è il coinvolgimento. La responsabilità è il farsi carico dei gesti di cura che servono al proprio bambino per rimanere in vita e per avere una buona sopravvivenza. La responsabilità nelle generazioni fino agli anni 60 era legata al fatto che l'uomo si occupava della sopravvivenza economica,
e la donna invece aveva la responsabilità su tutta la cura intorno al corpo e all'alimentazione. Quello che progressivamente è andato accadendo è che i compiti sono diventati compiti condivisi e quindi anche l'uomo ha imparato a stare sulla scena, e questo per l'attaccamento è molto importante, cioè dedicarsi ai gesti di cura del proprio bambino, fare quelle cose che i nonni o i bisnonni non facevano mai, cioè lavarlo, addormentarlo. È proprio quel passaggio faticoso ma anche molto potente nel generare nel bambino l'aspettativa di attaccamento verso il proprio padre, quindi sentire che il proprio padre diventa una base sicura. Non si può essere papà non si può essere base sicura, non si può essere genitore senza i gesti della cura. Ho avuto l'occasione di intervistare un astronauta che è diventato papà, poi è partito e ha fatto una missione lunghissima nello spazio, e da quando il suo neonato aveva 6-9 mesi, questo papà astronauta, allora la cosa è che il papà è diventato papà, sono passati 6-9 mesi, poi il papà è partito per la missione spaziale e guardava il proprio bambino via satellite attraverso lo schermo, con su tutta l'impalcatura lì dell'astronauta. Quando il papà è tornato a casa dalla missione spaziale alcuni mesi dopo, è corso incontro al suo bambino, il suo bambino fuggiva da tutte le parti e non lo riconosceva come papà. Quindi quello che lui ha dovuto fare è stato riandare alla base, rimettersi su tutte le cose con cui lui aveva tenuto il contatto vocale e la relazione via schermo col proprio bambino, e tenerselo in braccio e progressivamente poi togliersi tutte le cose e riconquistare, no? Una posizione e uno status col suo bambino che lo ha riconosciuto come papà. È stata una storia incredibile. Sulla dimensione della responsabilità comunque ce la caviamo abbastanza bene, e a volte sono gli altri che non se la cavano bene. L'American Academy of Pediatrics ha fatto delle linee guida per i pediatri statunitensi e li ha molto sgridati, perché ha detto: tutte le volte che i papà entrano nel vostro studio insieme alla loro compagna e al loro bambino, voi guardate sempre in faccia la mamma e parlate sempre con la mamma. Quindi hanno rifatto tutto un lavoro, per così dire, di ripareggiamento, no? Guardate, il percepito non è un gesto volontario, ma è io guardo là dove penso che ci sia la capacità di mettersi in connessione con quello che andrò a dire. Le altre due dimensioni sono davvero tanto importanti, perché sono poi dimensioni che in realtà crescono tantissimo man mano che cresce il nostro figlio e che quindi entra poi nella preadolescenza e nell'adolescenza. Una è la dimensione della disponibilità, e questa è un po' la vera rivoluzione dei nuovi padri. Cosa vuol dire essere disponibile? Vuol dire che il bambino percepisce il proprio papà con le braccia aperte, quindi qualcuno verso cui correre, e guardando le videoregistrazioni delle interazioni del papà normativo con il proprio bambino, quello che si vede è che il bambino, no, che viene sgridato che ha avuto non corre mai verso il papà, corre sempre verso la mamma. Ecco perché lì poi si è generato e si è creato l'attaccamento e il papà resta escluso dalla relazione. La vera rivoluzione è che in realtà il papà, per esempio, può sgridare il proprio bambino, e quello che si scopre è che se il bambino percepisce il suo papà come disponibile emotivamente, la cosa che cerca di fare è recuperare e riparare la rottura della relazione. Quindi invece che andare dalla mamma, corre verso il proprio papà e quindi
permette, no, di fare questo lavoro, uno lo prende in braccio, hai fatto un errore, ma vieni qua, adesso lo ripariamo, adesso insomma ci siamo un po' arrabbiati. Fare questo lavoro, no, di ricostruzione dentro la relazione vuol dire che io percepisco il mio papà come una risorsa emotiva, e questa è un grande, direi, tesoro per tutta la vita. Lavorando con gli uomini in terapia ci si accorge, provo a darvi questa narrazione, no, di un uomo di media età che dice: sono davvero in crisi perché la mia mamma è stata malata e io ho potuto accudirla e curarla facendo tutti i gesti della cura. Il mio papà si è ammalato e io è come se percepissi uno schermo di cristallo, per cui sto vicino a lui, vorrei fargli sentire questa connessione profonda che c'è tra me e lui, ma è come se ci fosse qualcosa di invisibile che non ci permette, no, questa spontaneità del gesto, questa modalità di vicinanza, esattamente come a volte andare a trovare, no, le telefonate, no, ai genitori. Il papà dice: chiamo, se mi risponde il mio papà, ciao sei tu, ti passo la mamma. Se risponde la mamma si sta lì e si chiacchiera. Le visite alla domenica, un figlio dice al suo papà: ma perché la nonna l'abbracci e il papà invece lo saluti così? Ecco, direi la domanda è che non è un reato, è assolutamente, ognuno tiene dentro e non è colpa di nessuno, ma la domanda è cioè, qual è il vantaggio a tenere la distanza e a bloccare la modalità della disponibilità emotiva? Se dovessi guardare anche le grandi crisi, poi man mano che i figli crescono, l'ingaggio nella disponibilità emotiva che ci chiedono diventa molto più sfidante, perché sono anche molto più capaci di stare sulla scena alla pari, e la tecnica più frequentemente usata dentro al conflitto dal padre è generare il musone e il silenzio prolungato, quindi non ti parlo più, proprio nel momento in cui a un figlio servirebbe tanto sentire che il genitore con cui hai rotto la relazione sa tornare da te. È un po' il modello proprio del figlio prodigo, il figlio prodigo che torna dal suo papà, ma il suo papà si connette immediatamente, in qualche modo gli dice: sono sempre stato qua ad aspettarti. Il terzo elemento è l'elemento del coinvolgimento. Questa è davvero la novità in assoluto, questa è molto... Noi siamo papà molto coinvolti nella vita dei nostri figli. Penso che se voi guardate quello che fa il papà in un mese medio con il proprio figlio in quanto a trasporti, accompagnare, guarda, molto probabilmente i nostri padri, i nostri nonni non l'hanno fatto in tutta la vita con i loro figli, no? E non è che è un vantaggio o uno svantaggio, ma è come se avessimo compreso che essere dentro alla vita dei nostri figli è una modalità in realtà che mantiene, costruisce e gestisce in modo adeguato la relazione. Io sento questo, che in questo momento il padre è raccontato in tanti modi diversi. Recalcati ci dice il padre evaporato e ci trova padri troppo assenti, troppo distanti. Su questo allargherei un po' il focus, direi la rivoluzione digitale ha generato una distanza tra tutte, non solo tra il padre e il figlio, ma tra tutte le persone che vivono all'interno siamo dentro a bolle e ognuno dentro alla bolla della sua famiglia ha la sua bolla di sé col proprio schermo. Se noi alla fine di una giornata andiamo a guardare quanto tempo siamo stati dentro alle app, attenzione, non di lavoro, no, ma dei social, eccetera, noi ci accorgiamo che così come i nostri figli non vedono l'ora di alzarsi da tavola e andare nelle loro stanze a fare le loro cose, quindi letteralmente si distanziano da noi e non si coinvolgono con noi, noi stessa cosa alla fine di una giornata potremmo avere davvero un totalizzatore di un tempo speso per stare in relazione con un oggetto e non
con un soggetto ero molto molto colpito quest'estate girando un po' per luoghi di vacanza. Io sono un osservatore, guardo le famiglie che si muovono. La vacanza è un tempo dove il tempo è la quintessenza del tempo responsabile, disponibile e coinvolto, ed ero colpitissimo a guardare i momenti della colazione, che erano momenti dove tutti gli schermi comparivano, c'era addirittura l'apparecchiamento proprio con i tablet, tutti predisposti, e dico, se non ci accorgiamo, no, che lì è quel dispositivo, quel modo di funzionare che poi ci sconnette davvero in modo profondo, e questa cosa la dobbiamo davvero pensare e mettere in scena noi durante la crescita dei nostri figli, cioè la bellezza di stare dentro un convivio, il momento condiviso dei pasti, che deve essere un momento in cui si costruisce davvero la narrazione della propria vita familiare. Quindi in generale mi verrebbe da dire che la fatica a rimanere coinvolti con i propri figli oggi è davvero alla n potenza, perché noi abbiamo questi strumenti di distrazione di massa che hanno impoverito tantissimo la qualità dello sguardo, la qualità del dialogo, la qualità, direi proprio anche dell'interazione e della postura del corpo. La riflessione generale, la riflessione finale, poi io ho deciso stasera che avrei fatto tre lettere, avrei letto 3 lettere. La cosa che sento forte è che c'è proprio tanto bisogno, che stasera siamo tanti papà, che tra noi uomini reimpariamo a parlare proprio del nostro essere padre. Ho fatto un po' di esperienze con grandi aziende che si accorgevano che uno entra nel luogo di lavoro e magari sa tutto delle passioni sportive dell'altro, tanto dibattito magari intorno alla politica, ma abbiamo pochissima capacità di parlare invece della nostra paternità con i nostri colleghi. Io non so se è un'esperienza che a voi pare pericolosa oppure no. Io credo che il cambiamento passa da lì, ed è stato anche molto interessante chiedere agli uomini del cerchio del papà, dopo che avevano annunciato che sarebbero diventati papà, come ne parlavano in famiglia. Ed era un parlarne quando c'era, molto più con la loro mamma che con il loro papà, no? Quindi il tema e la domanda rimane sempre: ma cos'è che perdiamo nel momento in cui proviamo a dare parola a questo evento così trasformativo delle nostre vite? Perché siamo così in riparo, perché ci sembra che questa cosa sia appunto un po' minacciosa o un po' pericolosa per la nostra sicurezza emotiva. Credo che qua dentro ci sia un po' da guardare il cambiamento oggi necessario, cioè noi siamo rimasti incastrati nel funzionamento da vero uomo, al di là di tutta la discussione sugli stereotipi, ma fondamentalmente un uomo che agisce tanto, che fa tante cose nel mondo, che sta nel fuori. E quello che ci fa veramente stare bene è essere invece un uomo vero, uomini veri. Per me la parabola cinematografica più evidente è quella di Clint Eastwood. Negli anni 60, 70, proprio lo sceriffone, il cowboy, tutta questa roba qua, il vero uomo, e poi le narrazioni degli ultimi 15 anni, i ponti di Madison County, Gran Torino, The Mule, cioè un uomo che costantemente si interroga su cosa realmente vale la pena, su che cosa vale la pena investire. The Mule è una storia incredibile, perché lui cerca di risalvare la relazione che ha perso con la sua famiglia allargata. La figlia è arrabbiatissima con lui perché lui non è andato neanche al matrimonio della figlia il giorno in cui lei si è sposata, perché aveva altro da fare. Quindi poi si mette appunto a fare anche cose pericolosissime per far vedere alla sua famiglia che vorrebbe riconquistare quella
quella cosa lì. E se dovessi darvi, ecco, un consiglio, soprattutto ai papà, è non aver paura a lasciare traccia proprio delle parole che avete nel cuore per i vostri figli. La cosa è che abbiamo riflettuto a lungo nel cerchio dei papà su quante volte un uomo si era sentito dire dal tuo papà ti voglio bene, che era un'esperienza davvero molto molto rara. E quanti uomini erano lì al cerchio dei papà sperando di poter recuperare, invece dentro di loro avevano chiarissimo che erano stati voluti bene dal loro papà, ma è come se avessero, però il mio papà non me l'ha mai detto, non mi ha mai detto che cosa sono stato io, che occasione sono stato io dentro la sua vita. Quindi una cosa che abbiamo deciso di fare nel cerchio dei papà è stato chiedere ai papà che venivano lì di scrivere una lettera al loro bambino da consegnare. Mai a 18 anni, quando avrai scriverla e magari non la consegni mai, poi quando non ci sarai più tuo figlio la va a cercare, la trova e la domanda è cosa proverà tuo figlio a leggere quella cosa lì. Un'altra cosa che abbiamo provato a fare, e questa la mia collega era una co-conduzione, avevamo in conduzione nel cerchio dei papà una coppia uomo-donna, eravamo psicoterapeuti, tutti e due genitori, e l'idea era di mettere in conduzione, in un luogo di soli uomini, però la coppia genitoriale. Ricordo che la mia collega bravissima Donata D'Alessandro, quando abbiamo progettato il modello, mi ha detto no, questa roba agli uomini non la si può chiedere, io non possiamo fargliela fare. E io ho detto perché? Perché non ce la fanno, non ce la fate. E io ho detto ma guarda, prima di dirlo proviamo, no? Poi se vediamo che è un disastro. E in realtà abbiamo raccolto delle lettere, le lettere venivano lette poi nel cerchio finale, quindi i papà leggevano agli altri papà le cose che avevano scritto al proprio figlio. È stato un momento davvero dove le emozioni poi comparivano. Adesso qualcuno di voi veramente si sentirà anche troppo perturbato perché uno dice questo qua la smetta, perché? Ma rimane il dato di fatto che se io mi sono messo dentro qualcosa per me, dentro quell'esperienza, è stata proprio la condivisione delle emozioni, delle narrazioni e delle parole. C'è stato poi la proposta di scrivere una lettera al proprio papà e questa cosa 1 su 3 più o meno l'ha fatta. E quindi io credo che molte delle cose che vi avrei voluto raccontare stasera provo a raccontarvele con 3 lettere. 2 sono lettere di uomini che diventando padri hanno scritto al proprio papà e la terza è la lettera che io ho scritto a mio figlio Jacopo il giorno in cui è diventato maggiorenne. Prima lettera, da papà a papà. Ciao papà, recentemente ho avuto modo di ripensare a noi, al nostro rapporto e a che papà dovrò essere io per il piccolo Roberto. Ormai non manca molto alla sua nascita e io sono veramente felice di questo. Sicuramente voglio diventare per lui un punto di riferimento, come lo sei tu per me. Hai dovuto lasciare gli studi presto, il primo figlio maschio in Campania è destinato al lavoro nei campi o con gli animali e poi hai sempre ammirato e stimato i tuoi clienti con il diploma o la laurea in mano per il modo di parlare e li hai sempre ritenuti colti. Non ti sei però mai accorto di come la tua passione per le enciclopedie, per i libri di montagna, le letture di riviste come Irone e soprattutto la tua vita vissuta ti avessero comunque insegnato tantissimo, rendendoti per me una persona colta. Come dimenticarsi delle ore di domenica passate in giro per le campagne trevigiane, per le tue famose gite ecologiche, che alla fine erano un girovagare per campi e paesi senza mai fermarsi, ma per noi erano tutto, erano una domenica in famiglia, erano la nostra domenica. Cosa si può dire del senso della famiglia, del tuo voler cenare con tutti noi la sera anche se tornavi tardi
il rito di andare a trovare il nonno Giuseppe, tuo papà, l'altro punto fermo ed esempio che ho, e la nonna Pierina tutte le domeniche. Erano un insegnamento, un attaccamento alla famiglia. Per noi cugini, ritrovarci le domeniche dai nonni con gli zii era parte della nostra vita. Ho sempre con me lo splendido ricordo relativo alle nostre gite in montagna. Mi hai iniziato da piccolissimo con tuo papà, per poi trasmettermi tutta la tua passione per la natura, la montagna e lo sport. Per me questo è stato l'ultimo tassello di quel che mi hai insegnato, perché proprio grazie alla passione per la montagna e per lo sport ho imparato poi il significato di sacrificio, lo spirito di sopravvivenza, il significato di fatica e di obiettivi. Ho ancora nitida nella mia memoria la foto di me a 6 anni con te e lo zio Luigi, fatta sulla roccia in un giorno di cammino sulle Dolomiti. Di me a 14 anni con te a 4.500 metri, sul rifugio più alto d'Europa, e delle gite e delle sciate di fondo che ancora facciamo insieme quando le ferie ce lo permettono. Spero un giorno di trasmettere tutto questo anche a mio figlio e finché si potrà vorrei tanto che ci fossi anche tu a trasmettergli tutto quello che hai dato a me. Quest'estate vorrei tanto andare in gita, io, te, mia moglie e Roberto, per poi fare una bella foto dalla cima da mostrargli un giorno. Spero altresì di riuscire dove tu non hai potuto, perché è impegnato a lavorare per sostenere la famiglia. Ora i tempi sono cambiati e per noi papà è un po' più facile seguire nella quotidianità i nostri figli, andare a scuola da loro per parlare con i professori e fare tutto quanto voi non siete riusciti. Ci sono tante altre cose che vorrei dirti e che non ti ho mai detto. Io parlo tanto, ma poi queste cose le esterno poco. Anzi, ripensandoci, è la seconda volta che ti scrivo e la prima volta è ancora indelebile nei miei ricordi. Quell'occasione, la dedica della tesi di laurea, è stata per me la prima volta che ti ho visto piangere. Hai pianto tanto come un bimbo e mi hai fatto capire cosa può realmente provare un padre per un figlio e cosa tu provi per me. Finisco qui queste 2 righe perché inizio ad avere un groppo in gola. Spero un giorno che Roberto potrà scrivere una lettera così parlando di me. A presto. Adesso invece questa, un po' per legge del contrappasso, è tutta un'altra narrazione. E, insomma, caro papà, non sono mai riuscito a dirti davvero quello che avevo nel cuore perché mi hai sempre fatto paura. Temevo il tuo giudizio, le tue mani sulla mia faccia, quante sberle mi hai dato, il tuo sguardo a volte ironico, a volte sprezzante. Avevo sempre paura di essere qualcosa di diverso da ciò che tu avresti invece desiderato. E infatti sono diventato davvero differente da come tu avresti voluto. Ho scelto un lavoro che disprezzavi, una donna che non ti piaceva. Ho cresciuto i miei figli con la gioia nel cuore e soprattutto con la voglia di padre, quella che io non ho mai avuto per te e con te. E ora che ti vedo incamminarti verso la vecchiaia, mi rendo conto che la solitudine con cui mi hai cresciuto è la solitudine con cui tu sei cresciuto e hai vissuto sempre. Non avevi altro modo per essere ciò che sei stato e la mia rabbia nei tuoi confronti è diventata tristezza. Tristezza perché ho capito che hai rincorso molte cose nella tua vita senza mai afferrare forse la più bella, il mio amore di figlio. Non l'ho cancellato, il mio amore per te, l'ho nascosto in un angolo del mio cuore. Chissà che questa lettera mi aiuti a rendertelo visibile. Ciao papà. E questa è l'ultima che leggo. Lettera a Jacopo. Nel giorno in cui ha compiuto 18 anni, lui era dall'altra parte del mondo. A Jacopo, quando sei arrivato, di te non sapevo niente e anche di me sapevo pochissimo. Ti ho guardato e mi sono interrogato. Chi eri tu per me? Chi ero io per te? Più ti guardavo, più mi confondevo.
sei stato gioia e paura, tutto insieme. Poi ti ho guardato meglio, è vero, di te non sapevo niente, di me sapevo poco, ma potevo imparare e tu mi potevi insegnare. Mi sono messo in cammino, tu maestro, io allievo. A volte riuscivo bene, a volte così così. Ma tu sei stato paziente e alla fine imparare da te è stata la scuola più bella che potessi frequentare. Quando mi stringevi la mano e mi dicevi papà vieni, ho imparato la felicità. Quando cantavo la ninna nanna per addormentarti, ho imparato la pazienza. Quando mi aspettavi alla stazione, mi hai insegnato la gioia del ritorno a casa. Quando sei guarito dopo essere stato in ospedale, mi hai insegnato la speranza. E poi grazie per il dono della tenerezza. Io non sapevo che cosa fosse. Ma la sera in cui i tuoi piedini entravano a malapena in quelle ciabattine di pelle blu, io ti ho trovato così tenero e perfetto che terrò per sempre quell'immagine nel mio cuore. E poi grazie perché anche se non ho mai imparato a giocare quasi a niente, con te ho inventato il gioco dei livelli in piscina, il nostro gioco, che è diventato il gioco di tutte le estati con i tuoi fratelli e sorelle. E poi mi hai insegnato, crescendo, che non si deve essere uguali per andare d'accordo e che si può litigare sentendo male, ma senza farsi male davvero, perché alla fine dei nostri litigi non ci sono ferite da medicare e non ci saranno cicatrici da portarsi addosso. Non le sapevo tutte queste cose, ma tu me le hai insegnate. Non so se le ho imparate bene, ma ora so almeno di quali ingredienti è fatta la ricetta della felicità. Ti scrivo queste parole proprio nei giorni in cui tu sei diventato maggiorenne. Ora non posso più frequentare la tua scuola perché tu non sei quasi mai in aula. Però quello che mi hai insegnato cerco di non dimenticarlo più e ogni giorno lo ripasso dentro di me, come una poesia a memoria che impari da bambino e poi non te la dimentichi più. Sei diventato maggiorenne dall'altra parte del mondo, io qua, tu là. Ci siamo fatti gli auguri via WhatsApp, poi ci siamo visti su uno schermo. Il cuore mi batteva forte proprio come il giorno in cui sei nato. Ecco, figlio mio, mi hai insegnato come si fa a far battere forte il cuore. Anche se sei dall'altra parte del mondo, mi abiti dentro. E ogni tuo ritorno sarà festa, così come ogni tua partenza, perché ti ho dato radici affinché ti spuntassero le ali. E non c'è niente che mi rende più orgoglioso e felice che vederti volare. Ok, io mi fermerei qui. Grazie mille, è stato anche molto toccante questo finale e tra l'altro la cosa che mi colpisce è che in questi incontri anche questa sera ritornano il tema della responsabilità e della condivisione emotiva come chiavi essenziali per il cambiamento. Stasera in questa declinazione, insomma, nel ruolo del padre, ma anche ne abbiamo parlato, insomma, per gli insegnanti, per tutte le persone che si prendono cura di qualcuno. Quindi questo è un po' un filo rosso che sta unendo tutti i nostri incontri. Ci sono moltissime persone che stanno seguendo online, sono più di 500, tanti papà anche qui in sala. Adesso un primo commento se lo deciderà l'assessore Padoan e se vorrà porre una domanda, prego. Mi sentite? Ok. Grazie professore per questa esposizione, sì, toccante, mi unisco alle parole di Martina. Credo che, come dire, mentre parlava c'era come dire, una parte, almeno parlo per me, ma penso anche a altri, una parte del pensiero andava agli spunti che dava e un'altra parte andava in una sorta di autovalutazione, nel senso che si cercava di compilare una sorta di checklist. A me ha colpito
perlomeno un paio di riflessioni, una un po' una riflessione e una la domanda che le pongo. Dal lato della riflessione mi ha colpito, come dire, la sensibilità riguardo in qualche modo alla violenza che i tradizionali ruoli di genere porta nei confronti di, voglio dire, di potenzialità, opportunità che la condizione di paternità ci potrebbe dare e che probabilmente ha colpito soprattutto le generazioni che ci hanno preceduto. Quindi credo che sia uno spunto molto, molto importante, molto, come dire, anche amaro nei confronti delle generazioni passate, ma al tempo stesso credo anche che, poi tornerò su questo, questa era un po' la domanda, credo anche vi siano, diciamo così, dei ragionamenti in termini di, come dire, libertà effettiva di poter superare certi ruoli. Ora torno per spiegarmi meglio. Un'altra riflessione che mi è venuta in mente è che giustamente lei ha come dire, basato la sua esposizione su ciò che accade al padre nel momento in cui diventa tale. Però una riflessione che mi sento di fare è che nel momento in cui noi da padri riusciamo a sviluppare queste opportunità che la paternità ci dà, ecco che forse riusciamo anche a porre le basi per essere buoni padri e quindi per avere un approccio più corretto, più sereno, più naturale, anche in termini di, no, come parlava di ciò che accade nel nostro cervello e nei confronti dei nostri figli. Quindi sfruttare questo cambiamento che ci offre la paternità è anche un ottimo, come dire, base di partenza per poi portare avanti un modello educativo migliore. E torno per chiudere l'intervento a quanto dicevo prima. Lei giustamente ha avuto la cura di dire la responsabilità prevaleva, la dimensione della responsabilità prevaleva nel passato, era una responsabilità anche e soprattutto economica e quindi anche sociale e culturale. C'erano delle aspettative sul ruolo del padre molto, molto forti, che anche schiaccianti se vogliamo, e c'erano delle condizioni economiche che imponevano questo, un modello di società che imponeva questo. Mi chiedo e le chiedo in che misura abbiamo davvero superato questo stato precedente delle cose e mi chiedo e le chiedo se per tante persone magari essere buoni padri diventa quasi un privilegio, perché ci si trova in situazioni tanto complicate da non riuscire a liberarsi, no, di questo peso preponderante della responsabilità, che è la dimensione che abbiamo conosciuto da figli, perlomeno quelli della mia generazione, della sua, nei confronti dei padri di un tempo, e che oggi diciamo essere superata. Però le chiedo, è così? È così per tanti? È così per tutti? No, non è così per tutti. Infatti direi che la precarietà e poi la precarietà di vita, la precarietà economica, la precarietà, secondo me ha colto molto bene il punto. Cioè, da una parte ci viene da dire ma cosa si sono persi, no? I nonni e i bisnonni delle generazioni passate, perché nutrire la relazione col proprio bambino è una delle esperienze più belle che puoi fare nella vita, e molti di loro questa cosa non riuscivano neanche a immaginare. Come se guardate il film Padre Padrone dei fratelli Taviani, che è costruito intorno all'esperienza di un bambino, Gavino Ledda, che è obbligato a diventare pastore come il suo papà in una società dove il papà va a prenderlo a scuola, dove c'è un materno che è la maestra femminile che lo vorrebbe tenere e proteggere, e lui lo strappa via perché gli dice, cioè, se vogliamo stare al mondo questo è, punto. E non c'era scelta, ecco. Quindi è chiaro che in una società in cui c'è un sottogruppo di fortissima precarietà, diciamo che
questi temi diventano temi collaterali. Se guardiamo la piramide dei bisogni di Maslow, noi sappiamo che al primo gradino verso la scala della felicità c'è la sopravvivenza e assolvere i bisogni primari. Poi c'è sentirsi protetti al sicuro, poi arriva dopo però l'appartenenza e poi finalmente arriva l'autostima e l'autorealizzazione. È chiaro che se i due gradini sotto, quelli del soddisfare i bisogni primari e sentirsi protetti al sicuro, sono saltati per aria, tutto il resto non ha più senso. È anche chiaro che noi esseri umani però siamo quelli che siamo passati dal branco alla squadra, cioè abbiamo generato una società all'interno della quale il soggetto più forte, più competente, non si mette in salvo da sé, ma si occupa del più fragile, del più vulnerabile. E su questo dovremmo rifare una profonda valutazione, perché la disumanizzazione in cui ci troviamo oggi in un mondo, no, dove ci sono poche decine di persone che detengono un terzo, più di un terzo della ricchezza di tutto il mondo, e poi abbiamo miliardi di persone che vivono negli stenti. Ecco, questo è proprio disumanizzare, non è più generare una società, la logica della squadra, ma ritornare branco, dove chi ha tutto non si occupa minimamente di tutelare chi non ha niente. Grazie. Anche da chi ci sta seguendo online stanno arrivando molti commenti e anche alcune domande, allora io gliene leggo qualcuna. Francesco dice: grazie, mi sono emozionato, questa sera cercherò nel mio piccolo di cambiare e domani mattina dirò a mio figlio ti voglio bene. Che bello! È già un... E Giulio invece scrive: con mio figlio c'è sempre stato un rapporto fisico e affettivo fatto di abbracci. All'età di 6 anni mi ha detto basta abbracci, tra maschi grandi non ci si abbraccia. Quali sono allora i gesti affettivi mentre i figli crescono? Come tenere in qualche modo la vicinanza? Ma credo che in quel basta abbracci c'era che probabilmente questo papà ne ha dati tanti al figlio perché servivano forse più al papà che al figlio. E quindi in questo momento si può, però abbiamo imparato il linguaggio, no, degli abbracci, quindi fatto questo arriverà, visto che ce l'abbiamo dentro, ritornerà il tempo degli abbracci. Sul fatto che tra veri uomini non ci si abbraccia, invece possiamo fargli vedere milioni di abbracci di veri uomini che si sono abbracciati, possiamo proprio fare una raccolta di fotografie di uomini che si abbracciano e fargli vedere che il vero uomo non lo decidi dal fatto che si abbraccia o non si abbraccia. Un altro commento di Alessandra che dice, una domanda in realtà: l'agire violenza sulla figura materna e quindi esporre il proprio figlio a violenza assistita è conseguenza di un'infanzia caratterizzata da errato attaccamento e insicurezza, paura di essere padre o altro? No, è tante cose, e di base è non regolare, non avere competenze di regolazione dei propri stati emotivi, che quando diventano così potenti si trasformano in agiti che fanno danni terribili. E credo che però ci sia un tema grande su cui magari io non sono neanche così autorizzato a parlare, ma quello che accade spesso dentro una coppia amorosa che va in crisi è che le emozioni più intense che dovrebbero essere sollecitate sono paura e tristezza. Paura di perdere il proprio senso di protezione e sicurezza, tristezza perché è proprio l'emozione della perdita, che sono però due emozioni che noi abbiamo insegnato agli uomini a non validare, non riconoscere, non connettersi. Quindi le altre due emozioni primarie che esprimono il disagio quando lo sentiamo dentro sono rabbia e disgusto, no? Quindi improvvisamente ti accorgi che nelle storie di violenza di genere, dove l'uomo da una parte teme di perdere il potere e il controllo, ma dall'altra parte, letto in un'altra modalità, perde l'attaccamento, perde
la base sicura è la sicurezza, quindi prova paura e tristezza, ma non sa connettersi con queste emozioni e improvvisamente ti faccio fuori brutta troia. Che cosa sta dicendo? Disgusto, rabbia, cioè le emozioni del conflitto, le emozioni del disgusto, che sono le altre due emozioni negative, primarie, cioè che ci danno sensazioni disagevoli, e sarebbe molto più utile che un uomo imparasse a dire non ce la faccio, non so come fare, mi sento impaurito, mi sento perso, e da lì capire qual è il passaggio successivo. Queste emozioni sono fragilizzanti però e percepite anche come poco maschili, quindi credo che davvero ci sia un lavoro impegnativo da fare sui ruoli di genere e sull'educazione emotiva al maschile, e penso che il mantra resta sempre permettere una transizione da vero uomo a uomo vero, cioè un uomo che sa connettersi con tutte le proprie emozioni, non solo con quelle che vengono ritenute adeguate. Chiarissimo, grazie. C'è anche una domanda dalla sala, quindi prego. Prego. Buonasera, professor Bellai. Io ho una curiosità. Lei prima ha citato il tema della responsabilità, quindi riprendendo questa immagine del padre nonno che sta nei campi mentre nasce il figlio, del padre che si ritrova fuori dall'ospedale e del padre che entra nella sala operatoria. Mi piace questa immagine, questa evoluzione. E mi aggancio a un libro che lessi tanti anni fa di Claudio Risè, che parlava appunto di questa involuzione dell'uomo nel senso proprio della responsabilità nei confronti della famiglia, cioè dell'uomo cacciatore che porta a casa il cibo per sostentare la famiglia, che poi perde questa dimensione, insomma, con l'evoluzione dei tempi. Ecco. Quindi mi interessava il suo punto di vista, dal suo punto di vista di osservatorio, come ha visto evolvere o involvere o cambiare, insomma, visto che qua il tema era anche il cambiamento siamo noi, proprio la figura del padre, il suo senso di responsabilità come padre. Grazie. Ma penso che ognuno un po' lo declina a suo modo, tra vecchio e nuovo, tra quello che ha sperimentato anche nella sua vita di figlio e quello che poi mette in scena nella sua vita di padre. Oggi secondo me il nuovo padre che coniuga responsabilità, disponibilità e coinvolgimento è davvero un padre che secondo me ha dentro una competenza molto molto... Io provo a farvi questo esempio. Se osserviamo un bambino piccolo che viene ospedalizzato, i papà sono poco presenti in ospedale per via del lavoro, ma spesso anche perché non ce la fanno proprio a stare in connessione con l'esperienza della malattia, della sofferenza e del dolore del proprio bambino, che se ci pensate, non so come è andata a voi, è una di quelle robe potentissime che ho sentito io durante il parto di mia moglie, che era così sofferente, era davvero, sarebbe stato bello che io la massaggiavo e lei riduce, e invece mi sono sentito l'uomo più impotente del mondo, no? Perché era talmente intenso tutto. Tu sei lì e il tuo valore è saper stare, sostare. Quello è il massimo gesto di responsabilità. Noi abbiamo sempre la spinta ad agire, ma è il saper stare quello che fa veramente la differenza. Allora, secondo me l'evoluzione è che dentro alle narrazioni che ci facciamo del nostro maschile, della nostra paternità, ognuno coniuga poi questa parola responsabilità in tanti modi diversi. Oggi vedo davvero papà che nelle storie di sofferenza dei loro bambini ci sanno stare e assumono una dimensione di responsabilità che è tutta declinata in modo nuovo. Non credo che sia generalizzato, sono esempi, esperienze, però penso anche che in questo momento la cosa che ci serve tanto è socializzare le nostre storie, il nostro modo di saper stare dentro alle cose e raccontarlo. Se ci guardate, se ci pensate bene, è davvero difficile che ci sia il libro di un papà che racconta la malattia del proprio bambino, mentre ci sono tantissimi libri di mamme che raccontano la malattia del proprio bambino. E il tema è
è chiaro, no, che c'è anche un papà e chissà cosa non sente quel papà, eppure le narrazioni sono tutte al femminile. Grazie. Un'altra mamma che si definisce disperata scrive, per quanto riguarda il discorso del figlio il prodigo: se un papà tiene il muso non solo per giorni ma per settimane e il figlio adolescente di conseguenza fa altrettanto, come si fa poi a farli riavvicinare? Bisogna mandare il papà un po' in terapia, oppure... Cioè la domanda è: ma qual è il guadagno di tutta quella cappa nera? E io proprio una delle regole che ho e che condivido anche con i miei pazienti, è che la riparazione della rottura della relazione è sempre responsabilità dell'adulto. Cioè c'è proprio un tale dislivello di potere, per cui questo non vuol dire che non do valore a quello che è accaduto, se è accaduto qualcosa di molto grave, ma quel molto grave che è accaduto, l'ultima cosa che deve suscitare è l'emozione della rabbia, perché l'evoluzione ci ha messo dentro la rabbia, che è l'emozione che si attiva quando quello davanti a me è un nemico. Quindi trovo che i figli possano davvero considerare i genitori i loro nemici, perché è la posizione del guerriero nell'adolescente, ma il genitore non ha nessun bisogno di raccontarsi o di percepirsi, ecco, come nemico del proprio figlio. Grazie. Un'ultima domanda, chiede Alessandra: come si può recuperare il tempo perso tra padre e figlio? Che consigli si possono dare ai papà per sincronizzarsi emotivamente con il proprio figlio? Ma io davvero consiglio, tanto per cominciare, scriviamo una lettera, ok? In cui il tema non deve essere ti spiego il tuo papà, ma il tema deve essere quanta bellezza hai messo nella mia vita, figlio mio. Bene. Vuole lasciare un augurio per i papà che stanno seguendo questa sera? Ma io anche per quelli che sono molto in difficoltà, un altro mantra è che noi abbiamo tutta la vita davanti e quindi, cioè, magari adesso è un momento di fatica o difficoltà, ecco, non perdete lo slot, cioè prima o poi alcune cose fatele accadere, perché è meglio farle accadere le cose belle che rimpiangere di non averle fatte accadere. Grazie dottor Alberto Pellai, grazie mille. Vi salutiamo anche questa sera ricordandovi gli appuntamenti della giornata di domani. Vi aspettiamo come sempre alle 10 con il primo appuntamento con Franco Aloisio e l'incontro dal titolo Da bambino problema a bambino risorsa. Poi alle 15 l'incontro La teoria polivagale nei contesti educativi 06 con Silvia Iaccarino. Alle 17:30 saremo con Ezio Aceti e l'incontro dal titolo La bellezza dell'educare. E infine domani sera alle 20:30 con Cristina Bertazzoni e Gian Antonio Stella un incontro dal titolo La scuola che vorrei, quando le cose faticano a cambiare. Ringraziamo ancora Alberto Pellai per la sua disponibilità e da parte del Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, ringraziamo tutti voi che siete stati presenti in sala questa sera e tutti voi che state seguendo da casa. Grazie, continuate a seguirci e sapete che tutti gli incontri li trovate sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Arrivederci e a domani.